Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Siracusa e i grandi del G7 chiudono i lavori su agricoltura e pesca. Il ministro Lollobrigida, apertura all'Africa e cibo di qualità per tutti. Manifestazione silenziosa di un gruppo di agricoltori, nessuno ci ascolta. Sfruttamento nelle campagne di Acate, 2 tunisini arrestati per caporalato. Caltanissetta senza acqua da oltre 3 mesi, stamattina a complicare la grave situazione la rottura di una conduttura. I cittadini chiedono l'intervento dell'esercito e puntano il dito contro la politica. A Catania ancora grave la ragazza cosparsa di benzina ustionata alle fiamme. È stata un'autentica spedizione punitiva per un giovane conteso da 2 ragazzine di 12 anni. Lo stupro di gruppo a Palermo, l'accusa parla di città feroce e senza occhi. Per i 6 imputati maggiorenni chieste pene dai 12 ai 10 anni e 8 mesi. Dopo il no alla proiezione di Idu, il film che racconta Messina Denaro, Castelvetrana è divisa. Il PD annuncia, lo faremo vedere in piazza. Calcio, a Palermo brucia ancora la batosta rimediata al Maradona contro il Napoli. I rosanero ora pensano al match di lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Serie C, da domani in campo le siciliane. Il Catania cerca di tornare alla vittoria contro la capolista Monopoli. Il Trapani riceve la Turris. Lunedì il Messina a Picerno. Bentrovati, si sono conclusi a Siracusa i lavori dei grandi del G7 che hanno firmato un documento congiunto per rilanciare il comparto agricolo e quello della pesca, anche in vista delle sfide globali, dal cambiamento climatico alle nuove tecnologie. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato da Siracusa, Luca Ciliberti. Si conclude dopo 3 giorni di lavori il G7 di Siracusa, inserito in un più ampio calendario di eventi che è quello dell'Expo Divinazione 2024, con la presidenza italiana e il ministro Lollobrigida a fare gli onori di casa: sovranità alimentare, poi autosufficienza dell'Africa e ancora coniugare tradizione e innovazione in agricoltura e poi ampia attenzione alla pesca. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato, gli elementi di novità che hanno caratterizzato questo G7 italiano. Dicevo, con il ministro Lollobrigida che ha incontrato i ministri dell'agricoltura dei 7 grandi della terra, che ricordo sono Italia, Canada, Stati Uniti, il Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, tutti insieme per le sfide del futuro che riguardano appunto il comparto, a partire proprio dall'integrazione dell'Africa, che deve essere appunto attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso le nuove tecnologie e attraverso lo sviluppo di quei territori, trainante per l'agricoltura del futuro, ma anche rafforzare i sistemi alimentari redditizi, equi, sostenibili, perché appunto dalla sana alimentazione passa anche uno sviluppo sostenibile di tutto il pianeta. Ricordiamo che qui c'è stata anche la FAO a sottolineare quanto gravi siano le percentuali di chi soffre la fame nel mondo. E ancora dicevo, le nuove generazioni che dovranno essere anch'esse protagoniste del cambiamento. Proprio qui stamattina c'è stato anche il G7 dei giovani. E infine l'unanime condanna di tutti i paesi che fanno parte del G7 alla Russia per la guerra in Ucraina e più in generale l'auspicio che si concludano presto tutti i conflitti del mondo. Dicevo, il ministro italiano Lollobrigida, che ha fatto gli onori di casa, ha fatto anche il punto, un consuntivo di quello che è stato questo G7. Visibilmente soddisfatto il ministro italiano. Nel suo lungo intervento ha ringraziato tutti. Noi abbiamo fatto un piccolo sunto di questo intervento che vi mostriamo. L'obiettivo che ci poniamo è avere un mondo più equo e giusto, in cui tutti possono avere non solo cibo, ma cibo di qualità. Con i paesi africani nel forum e poi ancora all'interno della riunione che abbiamo appena concluso, abbiamo approfondito un modo di collaborare che l'Italia ha voluto intitolare a un grande uomo, Enrico Mattei,
che seppe guardare all'Africa in modo paritetico. E proprio da qui, dal G7 di Siracusa, è stato teso appunto questo braccio all'Africa. Ricordo che nei giorni scorsi sono arrivati qui tanti ministri africani che hanno raccolto anche i suggerimenti delle associazioni dei coltivatori del mondo e anche ovviamente di quelli africani. E poi la sovranità alimentare, così come dicevo all'inizio, che entra, così come è entrata nella dicitura del nuovo Ministero dell'Agricoltura e Foreste, quindi agricoltura, sovranità alimentare e foreste, in Italia è entrata anche a rigore anche in questo documento che hanno sottoscritto i grandi della terra, a testimonianza che bisogna, secondo appunto i paesi del G7, mangiare quello che si vuole secondo appunto le proprie tradizioni e secondo la sostenibilità degli alimenti stessi che i vari stati propongono. Quindi su questo ha tenuto molto a precisarlo il ministro Lollobrigida. E poi dicevamo anche all'inizio un G7 che ha soddisfatto tutti, parole di elogio ovviamente di tutti i ministri, ma anche di centinaia di migliaia di visitatori che in questi giorni sono stati qui a Siracusa. Si concluderà stasera, il G7 si è già concluso oggi, dicevo a mezzogiorno, con questo documento congiunto. Si concluderà ovviamente anche l'Expo nelle prossime ore, ci sarà la visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa oggi pomeriggio e poi uno spettacolo ippico che appunto chiuderà questo lunghissimo Expo appunto con il G7 all'interno. Non c'è stato come dire in questi giorni alcuna protesta degli agricoltori, molti erano riuniti qui con le sigle di categoria. Solo stamattina sul ponte Umberto c'è stata una piccola manifestazione di alcuni agricoltori che non si sono sentiti coinvolti, agricoltori senza sigle sindacali, capitanati da Mariano Ferro, che sono arrivati oggi a Siracusa. Li abbiamo sentiti con il nostro Francesco Loi, poi la linea può tornare allo studio. Speravamo che si parlasse di agricoltura dal punto di vista del produttore agricolo, del contadino. Vedo che invece stanno parlando tutti, ma proprio tutti, sindacati, la politica, l'indotto, rappresentanti farmaceutici, c'è di tutto e di più. Quello che manca è la voce del contadino. Loro sono una piccola rappresentanza di agricoltori che ha deciso di fare una protesta silenziosa, senza simboli né bandiere. Sono all'ingresso di Ortigia, qui dove a due passi è riunito il G7. Alla politica chiedono verità. Diteci che non c'è una lira, diteci che non possiamo affrontare l'argomento, diteci la verità. Per l'ex leader dei forconi la siccità è soltanto la punta dell'iceberg dei tanti problemi del comparto. Il governo dovrebbe fare di più e qui, secondo loro, manca la vera voce del contadino. Il raccontare, narrare questa agricoltura fantastica che viene narrata al G7, devo dire, è quasi una presa in giro per chi lavora tutti i giorni nella terra. Le organizzazioni di categoria hanno interesse a creare burocrazia, perché con la burocrazia le associazioni di categoria fanno business. Noi non siamo interessati a fare business con le associazioni di categoria, perché noi paghiamo e loro lucrano. Gli aiuti arrivati fino ad ora, ci dicono, non bastano. Sono fatte molte chiacchiere, si è buttato molto fumo con pochissimo arrosto, hanno parlato di voucher, hanno parlato di aiuto alle aziende. Noi come azienda, ammesso e concesso che li prenderemo, ci daranno 200-300 quintali di foraggio, basterà sì e no per 3-4 giorni per poter sfamare gli animali. Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera straniera senza permesso di soggiorno sono i reati di cui sono accusati due imprenditori agricoli di origini tunisine che sono stati denunciati alla polizia nell'ambito della lotta al contrasto al caporalato ad Acate in provincia di Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Ancora sfruttamento e degrado nelle serre del Ragusano. Due imprenditori agricoli di nazionalità tunisina sono stati denunciati ad Acate per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno. Durante l'ispezione della polizia, gli agenti hanno trovato 6 operai tunisini intenti nella raccolta di ortaggi senza i necessari dispositivi di protezione individuale come guanti e scarpe antinfortunistiche, in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Inoltre, a poca distanza dall'azienda, circa 50 metri, è stata scoperta una struttura fatiscente adibita ad alloggio per gli operai, in pessime condizioni igienico-sanitarie, accertate anche dai servizi di igiene e sicurezza sul lavoro dell'ASP di Ragusa. Gli investigatori, supportati dalle testimonianze degli stessi operai e dalla verifica da parte dell'ufficio immigrazione della questura di Ragusa, hanno confermato la posizione irregolare di 3 dei 6 lavoratori sul territorio nazionale. Solitamente questo è uno dei motivi alla base dello sfruttamento, perché crea ricattabilità al lavoratore da parte del datore. L'irregolarità è data spesso dalle condizioni normative che ci sono in questo Paese e soprattutto alla legge Bossi-Fini, per cui oltre a punire i responsabili, quindi i datori di lavoro, ci vogliono le garanzie per queste persone che devono essere riconosciute vittime di sfruttamento, di grave sfruttamento lavorativo e caporalato, e quindi deve essere riconosciuto loro un regolare permesso di soggiorno per continuare a stare nel nostro territorio. Caltanissetta continua a soffrire la sete, la situazione si fa sempre più drammatica, manca l'acqua da oltre 3 mesi e oggi a complicare le cose anche la rottura di una conduttura. Sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Ha prima partecipato alla protesta, sedendosi a terra in segno di solidarietà. Poi ha cercato di placare gli animi perché la tensione a Caltanissetta ha superato il livello di guardia. Padre Rizzi riconosce la gravità della situazione, con la gente esasperata perché senza acqua non si può vivere. È un problema gravissimo, però nello stesso tempo dobbiamo stare attenti a non esasperare gli animi. Io invece quello che voglio sottolineare è un'altra cosa. Un tempo l'acqua era... In Sicilia avevamo l'EAS, che significa Ente Acquedotto Siciliano. Oggi l'acqua purtroppo è dei privati, purtroppo, per cui si può fare bello e cattivo tempo. Chi sollecita l'intervento dell'esercito, chi punta il dito contro la politica e chi invece continua ad invocare aiuto perché in alcune contrade i rubinetti sono a secco da mesi. Noi in contrada Niscimo a Caltanissetta siamo fuori dalla condotta da 110 giorni a causa di problemi pressori. In questo momento ci stanno rifornendo tramite autobotti di 2000 litri ogni settimana. Ogni settimana è un eufemismo perché si tratta di una irregolarità. Siamo costretti a stare in casa a prendere permessi finché non arriva il nostro turno. Per la verità non c'è acqua neanche nei bagni del comune, come dimostrano le immagini. Secondo questo cittadino sembra di tornare indietro nel tempo. Qua c'è il problema che c'era nel 74, con mia madre buonanima e con le bagniere, uguale, 50 anni di distanza non è cambiato niente. Esercizi commerciali a secco, in queste condizioni lavorare è sempre più difficile. Non penso che potremo andare avanti ancora per molto. L'entroterra della Sicilia soffre la sete ed ora più che mai spera in Giove Pluvio. E siamo tornati in via Capuana a Catania, nel cuore del quartiere, dove giovedì pomeriggio una giovane di 26 anni è stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. Una vera spedizione punitiva per un ragazzo conteso tra 2 ragazzine di 12 anni. Restano gravi le sue condizioni. Simona Mazzone. Resta in prognosi riservata la giovane di 26 anni che giovedì pomeriggio è stata cosparsa di benzina prima e poi data a fuoco proprio in questo punto davanti a un garage di via Capuana, angolo via Ventimiglia, storico quartiere catanese alle spalle della fiera. È ricoverata con ustioni al volto, collo, braccia e torace al centro grandi ustioni del Cannizzaro, dove per le condizioni critiche è stata intubata. Questa mattina sul posto, bocche cucite, si è detto troppo e male, commentano le parenti della giovane ustionata a microfoni spenti. La loro versione è quella di una insensata spedizione punitiva nei confronti della famiglia di una dodicenne. Una compagna di classe avrebbe raccontato ad una coetanea che la ragazzina faceva il filo al suo fidanzatino. Storie da adolescenti, insomma, che però hanno innescato il seme della vendetta. Dal racconto delle familiari della vittima, un'auto si sarebbe fermata proprio qui, sarebbero scese delle donne. Una di queste aveva probabilmente una bottiglia già in mano e avrebbe dato fuoco dopo aver cosparso la ragazza 26enne di liquido infiammabile. Poi la scena è durata pochissimi minuti, ci hanno raccontato, tutto è finito e sono andate via sempre in auto. Una vera faida familiare dove c'è andata di mezzo la cugina della dodicenne che era passata in casa dalle parenti per un saluto dopo alcuni acquisti in zona. Adesso saranno le indagini a chiarire i fatti. Quello che è certo è che la tragedia avrebbe potuto coinvolgere più persone perché al momento dell'episodio, durante le fasi concitate e le grida
grida, diverse persone sono uscite in strada, tra cui la madre della ragazzina con in braccio la bambina di 3 anni e le altre figlie a cui la benzina è arrivata addosso. Sono tanti gli aspetti da chiarire e ancora non risultano fermi. La procura ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate alla squadra mobile. Palermo, città senza occhi, indolente e feroce. Ha parlato così la procuratrice Laura Vaccaro nel corso della requisitoria per il processo dello stupro di gruppo del Foro Italico. Marco Gullà. Uno spaccato grigio e triste ha parlato di Palermo come una città senza occhi, indolente e feroce. La procuratrice Laura Vaccaro ieri nel corso della requisitoria che si è tenuta a porte chiuse nel processo sullo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo avvenuto nel luglio dello scorso anno e che vede imputati 7 giovani. La procura ha chiesto pene da 12 a 10 anni e 8 mesi per gli imputati. La procuratrice Vaccaro ha fatto riferimento al repertorio della vittima perfetta che per essere tale deve corrispondere al mito dello stupro. Ha ribadito che la colpa non è mai della vittima ma degli stupratori. Ha parlato non di gruppo ma di un branco che ha agito senza umanità e di battuta di caccia. Nel corso della requisitoria ha sottolineato i forti elementi di vittimizzazione secondaria che hanno provocato ulteriori sofferenze alla persona offesa e ha posto l'accento sull'uso delle parole che non hanno solo un significato ma anche un significante, riguardando tutte le occasioni nella quale la persona offesa viene chiamata solo con il nome, privandola del suo cognome. La procuratrice ha terminato con le parole di Tina Lagostena Bassi: noi chiediamo giustizia. Fa ancora discutere il no di Salvatore Vaccarino a proiettare il film Iddu sulla storia di Matteo Messina Denaro nella sua sala cinematografica di Castelvetrano. Il PD regionale di contro si dice pronto a farlo proiettare e a farlo vedere in uno spazio diverso, sempre a Castelvetrano. Laura Spanò. È diventato un caso nazionale il no di Salvatore Vaccarino, gestore del Cinema Marconi a Castelvetrano, a proiettare l'anteprima del film Iddu, l'ultimo padrino, il film che si concentra su un particolare periodo della vita di Matteo Messina Denaro, quello della latitanza, esplorando le relazioni che ha mantenuto nell'ombra. Le ragioni di Vaccarino a non proiettare il film non sono state chiarite pubblicamente, ma si pensa che la decisione possa essere legata al coinvolgimento indiretto del padre nella vicenda. Antonio Vaccarino, padre di Salvatore, ex sindaco della città, dal 2004 iniziò infatti una corrispondenza epistolare con il boss usando i nomi in codice rispettivamente di Svetonio e Alessio. La città ora si è spaccata in due su chi è d'accordo con Vaccarino e chi invece no. A scendere in campo anche il PD regionale. Nel silenzio di tanti, nelle prossime settimane il Partito Democratico organizzerà in uno spazio pubblico a Castelvetrano la riproduzione del film Iddu a cura dei registi Piazza e Grassadonia. È un film che racconta la storia di Matteo Messina Denaro, una storia su cui ancora pendono ombre e silenzi. Sono convinto che sarà una pellicola straordinaria. Io ho avuto già la possibilità di premiare Piazza e Grassadonia ai tempi della mia esperienza di assessore regionale al turismo per il film Sicilian Ghost Stories. Sono sicuro che anche questo sarà un bel film e soprattutto sono sicuro che è un film per cui non bisogna voltarsi dall'altra parte, è una storia che va raccontata e va raccontata soprattutto ai più giovani. Le reazioni al film comunque non sono state tutte favorevoli. A Isola delle Femmine, vicino Palermo, alcuni manifesti pubblicitari del film sono stati vandalizzati con insulti rivolti al boss, tra cui uno che recitava l'ultimo indegno. A Palermo si sono concluse a tarda notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato in un appartamento in via Alessi. Le fiamme sono partite da una caldaia, un fumo intenso ha invaso le scale dell'edificio, gli appartamenti vicini e dei piani superiori. A causa delle alte temperature gli inquilini del primo piano, da dove è partito il rogo, e quelli del secondo piano stanotte non sono rientrati in casa. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Restiamo invece a Catania, un intervento che i medici dicono finora mai tentato al mondo su una paziente affetta dalla sindrome di Bouveret. È stato eseguito con una rara procedura endoscopica nell'ospedale Garibaldi Centro su una donna di 64 anni. Il suo duodeno, il tratto iniziale dell'intestino, era ostruito da un grosso calcolo. Si tratta, dice il direttore generale del Garibaldi Giammanco, di un successo della multidisciplinarietà e della professionalità dei nostri operatori.
E adesso una brevissima pausa, restate con noi. E adesso una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA: c'è stata una tragedia nel Messinese. Un giovane di 27 anni, Salvatore Fabio di Pace del Mela nel Messinese, ha perso la vita durante una battuta di caccia in compagnia del padre. Dal fucile del genitore è partito accidentalmente un colpo che ha raggiunto il ragazzo alla testa, uccidendolo sul colpo. L'incidente è accaduto nella frazione Serro di San Piernicedo. Su questo episodio stanno indagando i carabinieri. Cambiamo argomento. Pienone di visitatori a Catania per la notte dei ricercatori e delle ricercatrici. La scienza ha un futuro, lo conferma il colpo d'occhio che si vede dagli stand di Piazza Università, dal chiostro di Palazzo Platamone, persino dalle sale Kids della Città della Scienza. Centinaia di giovani ricercatori hanno messo in vetrina il meglio delle loro attività, quasi 180 gli eventi organizzati per questa nuova edizione catanese della manifestazione dedicata al dialogo tra ricerca e società e promossa dalla Commissione europea. Arisa, Colapesce, Di Martino, Rafael Gualazzi, Catania omaggia Franco Battiato questa sera alle 21 con ingresso gratuito alla Villa Bellini. Sentiamo Simona Mazzone. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano. L'appuntamento con la grande musica dal vivo è per questa sera alla Villa Bellini di Catania, con il tributo a Franco Battiato, cantautore, regista, compositore, scrittore, morto a Milo, paese che tanto amava nel maggio 2021 e che ha da poi il calcio. Eccoci al calcio, partiamo dal Palermo. A Napoli una sconfitta inaccettabile nei numeri e nelle forme. I rosanero pensano adesso al match di lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Marco Gullà. La batosta rimediata al Maradona fa ancora male. Le certezze del Palermo sono crollate nel giro di pochi minuti, ma come ha più volte ribadito l'allenatore rosanero Alessio Dionisi, la sfida di Coppa Italia non era al livello del Palermo. Il messaggio del tecnico è stato rimboccarsi le maniche e pensare al prossimo incontro di campionato che sarà lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Vedi Napoli e poi cambi. Dionisi sa bene che al Maradona sono stati tanti gli errori commessi dalla sua squadra, innanzitutto nell'approccio. Il Palermo è apparso morbido e remissivo al cospetto di un Napoli aggressivo e voglioso di divertirsi. Così è stato. A Bolzano rosanero che torneranno al 4-3-3 con Henry che prenderà nuovamente il posto da attaccante centrale e poi due esterni offensivi che verosimilmente saranno Ledo Aron e Di Mariano. In porta torna De Planche, ma quel che deve cambiare è l'atteggiamento. Il Palermo non ha ancora indossato la tuta da operaio e per fare bene in Serie B occorre soprattutto quella. Il Catania cerca l'acuto al Massimino con il Monopoli. Contro la capolista gli etnei tentano di tornare alla vittoria mancata negli ultimi 3 turni. Marco Carli. 7 punti contro 2. Il rendimento nelle ultime 3 partite di Monopoli e Catania racconta il divario in classifica fra la squadra di Colombo e quella di Toscano. Momenti diversi di un torneo che però ha avuto avvio da troppo poco tempo per definire le reali gerarchie, come era facile capire anche quando il Catania, cominciando col piede giusto, aveva dato uno strappo deciso nelle prime 3 gare. Di certo i rossazzurri si sono quasi sempre ritrovati di fronte a squadre che al momento occupano posizioni d'alta classifica. Dopo Sorrento, Benevento, Picerno, Giuliano e Cerignola, ecco il Monopoli, reduce da 2 vittorie consecutive, che ha la miglior difesa del campionato con soli 2 gol subiti. Toscano che conti disponibili soprattutto a centrocampo, ma che ha fiducia da sempre nelle qualità ancora non totalmente espresse della sua squadra, presenta così la sfida. Gli auguriamo di recuperare presto a tutti e di riaverli di nuovo con noi, perché ci mancano come persone soprattutto. Però adesso ci dobbiamo concentrare sull'organico che abbiamo, sui calciatori che saranno a disposizione, che scenderanno in campo domani. Sicuramente la soluzione, siamo qui per trovare soluzioni, la troveremo. Dal punto di vista individuale e di squadra dobbiamo alzare il livello di prestazione. Catania Monopoli sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle 20:15 di domenica, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti.
Domani il Trapani ospita il provinciale La Turris, impegno in trasferta invece per il Messina che lunedì sera sarà ospite del Picerno. Sergio Colosi. Il Messina per il rilancio, il Trapani per la svolta. La settima giornata assume grande significato nei percorsi delle due siciliane. I Granata, dopo la cinquina al Potenza, inseguono domani con inizio alle 18:30 il primo successo al provinciale contro la Turris. L'equilibrio del campionato compensa la partenza a fasi alterne della squadra di Aronica, che ha soltanto 4 punti di ritardo dalla vetta. Il Trapani, dal grande potenziale offensivo, si misura contro una Turris che non prende gol da 4 incontri. Lescano torna dall'inizio con Zuppeli in panchina. Dopo il primo punto e il primo gol in trasferta, secondo viaggio consecutivo per il Messina, che gioca lunedì sera a Picerno alle 20:30. Ai giallorossi serve alzare l'asticella perché il calendario è in salita. 3 dei 4 prossimi avversari sono ai vertici della classifica. Oltre al Picerno, Benevento e Monopoli, e nel mezzo il derby di Trapani. Per fare punti il Messina deve limitare gli errori di inesperienza che fin qui hanno condizionato i risultati ma non le prestazioni. Fuori salvo per infortunio, Anatriello guida l'attacco con Petrungano e Pedicillo. Mercato a Rescisso Simonetta. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.